Buonasera dalla Pala Tedeschi, penultimo impegno del 2024, gioca ancora in casa il GGT Mower Benevento 5 che dopo l'inversione di campo con la Feldieboli oggi ospita il Vitulano Drugstore Manfredonia. Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo, però prima di leggere le formazioni vediamo nel cerchio di centrocampo la dirigenza del Benevento con il consigliere Stefano Salviati a dare una targa al CT della nazionale italiana Salvo Samperi, nazionale che ha disputato 2 amichevoli qui al Pala Tedeschi in settimana contro la Lituania, entrambe vittoriose. Ne parleremo tra poco. Andiamo quindi alla lettura delle formazioni con il Benevento che ha una grande novità tra i pali con l'arrivo di Marchesano che oggi partirà dal primo minuto. Mateus è fuori col numero 5 Ramon, 6 De Crescenzo, 7 Stigliano, 8 Scitao, 9 Botta che è il capitano, 10 Titon, 17 Arvogno, 20 Guerra, 22 appunto Marchesano, 32 Mellone, 77 Colletta, 93 Lolo Suazo, allenatore Andrea Centonze. Risponde il Vitulano Drugstore Manfredonia orfano di Lucio squalificato ma con Capitan Canal che invece ha scontato il suo turno di squalifica e torna in campo, e quindi David Ceppi va con il numero 3 Ronaldo, 7 Murgo, 10 Barbieri, 11 Canal, 12 Caio, 14 Gelvé, 16 André Ferreira, 17 Menna, 20 Belloni, 21 Pezzin, 22 Musumeci, 23 Dovara. Il primo arbitro Nicola Lacrimini della sezione di Città di Castello, il secondo Andrea Cini della sezione di Perugia. Il crono sarà diretto da Francesco Sguiglia della sezione di Finale Emilia. Tutto pronto per l'inizio del match. Tanti auguri a Lolo Suazo che è diventato per la terza volta padre. Poco fa è nata Gioia e quindi auguri a lui e alla sua compagna Erika. Stavamo parlando del doppio impegno della nazionale che martedì e mercoledì ha ospitato qui al Pala Tedeschi la Lituania, entrambe vittoriose le gare, la prima per 4-0 con le doppiette di Venanzio e Musumeci, poi quella di mercoledì 2-1 decisa da un'altra doppietta ma quella di Julio De Oliveira, quindi altre 2 vittorie per la squadra allenata da Salvo Samperi che si prepara al primo impegno ufficiale per la qualificazione agli europei della gara del 30 gennaio al Pala Catania contro la Bielorussia. Foto di rito anche per il Manfredonia sotto lo spicchio dei tifosi pugliesi. Tutto pronto per l'inizio con il Benevento che attaccherà da sinistra verso destra con la classica maglia giallorossa e il Manfredonia da destra verso sinistra con la classica maglia bianco-celeste. Tanto c'è un problema alla rete della porta, la nostra a sinistra prontamente aggiustata dal team manager del Benevento Francesco Collarile. Andiamo anche a scandire i quintetti. Il Benevento esordio subito tra i pali per Mimmo Marchesano, arrivato la settimana scorsa dallo Junior Domizia. A completare il quartetto c'è Ramon, Lolo Suazo, Colletta e Darvonio. Tra poco andremo anche a vedere quello della Manfredonia. Intanto già vi posso anticipare che Dovara sicuramente il portiere. Andiamo ad analizzare anche gli altri 4 che sceglierà David Ceppi. Una sfida infinita con Andrea Centonze, tanti aneddoti che racconteremo in telecronaca. Canal, André Ferreira, Gelvé e Barbieri, quindi a completare il quartetto di Davide Ceppi. Anzi no, c'è un problema, quindi Ronaldo pronto ad entrare. Vediamo se Ronaldo indossa la casacca, quindi è Barbieri confermato tra i 5 di Ceppi. Tutto pronto.
Parte Benevento Manfredonia con il primo possesso della squadra di casa, anzi ospite. C'è stato il tocco di Lolo Suazo. Rimessa per André Ferreira. Il numero 16 intercetta Colletta, Lolo Suazo torna da Colletta che imbuca per Arbonio, non calcia Colletta, viene murato. Poi Botta alleggerisce, alla fine c'è Botta e non Ramon. 3-5 di Centonze. Colletta, Botta, Lolo Suazo. Colletta, Lolo Suazo. Colpo di testa di Gelvé. Poi Canal per Belloni. La palla passa, ancora Belloni. Marchesano con la sua prima parata con la maglia del Benevento. Ci ha provato Barbieri, scusate, col numero 10. Grande risposta di Marchesano e quindi André Ferreira. In orizzontale da Canal. Gelvé. Intercettato il passaggio da Botta. Rimessa per il Manfredonia. Giocata qui. Poi Colletta la mette in calcio d'angolo. Resta lì la Manfredonia che poco fa ha avuto un'occasione con Barbieri. La respinta di Marchesano. Palla fuori, ancora Canal che incrocia il destro. Palla che termina sul fondo. Ci ha provato il capitano del Vitulano Drugstore Manfredonia. Riparte Botta. Colletta. Lolo Suazo. Subito da Arbonio. Lolo Suazo. Colletta. Pressato da Canal. I due hanno giocato insieme l'anno scorso al Napoli Futsal. Eccolo qui inquadrato Mauro Canal, giocatore che non ha bisogno di alcuna presentazione. Già autore di 8 reti in questo avvio di campionato. Lolo Suazo. Colletta. Botta. Sbaglia il controllo, Lolo Suazo regala di fatto una rimessa alla Vitulano Drugstore Manfredonia che resta lì proiettata in avanti. Canal alla battuta. Palla fuori, intercetta Arbonio che riparte. Occhio ad Arbonio che calcia a Dovara e poi il gol di Lolo Suazo che festeggia così l'arrivo di sua figlia. Sblocca il punteggio 1-0 per il Benevento dopo 1 minuto e 37 secondi. Gol numero 3 per Lolo Suazo in campionato. Bravo Dovara nell'1 contro 1 con Arbonio. Rivediamo l'errore della Manfredonia, la respinta di Dovara sul tentativo di Arbonio. Lolo Suazo ha seguito l'azione e sulla ribattuta ha sbloccato il punteggio e l'avvantaggio della squadra giallorossa. Al primo vero tentativo il team di Centonze mette il muso davanti. Lolo Suazo. Colletta. Calcia Colletta col mancino, dritto per dritto, palla sul fondo. Rivediamo ancora con Arbonio che scappa via, la parata di Dovara e Lolo Suazo sulla ribattuta è il più lesto a fare 1-0. Canal. Gelvé chiude il triangolo, va via Canal, intercetta Colletta. Palla importante perché Musumeci era praticamente da solo. Penetrato il numero 22. Lancio di Lolo Suazo, lungo per Colletta. Credo sia rimessa laterale, non dal fondo. Infatti Gelvé si appresta a battere. Le squadre sono al loro quinto incontro. Intanto altro errore, Arbonio ci mette il petto Dovara, altra scelta sbagliata in impostazione per la squadra di Ceppi. Rivediamo l'errore di Gelvé e la parata di Dovara sul tentativo di Arbonio con il mancino. Non si sono capiti Gelvé e Canal. Lolo Suazo in buca per Arbonio che torna da Marchesano. Botta. Lolo Suazo. Arbonio.
Botta. Lolo Suazo per il movimento di Arbonio, colpo di testa del 17 che la tiene in campo, va via Gelvé ma la palla è uscita e quindi rimessa per la squadra ospite con Arbonio che lascia il campo. Entra Titon, altro volto nuovo in casa del Benevento, si è presentato con un gol pazzesco 2 settimane fa contro la Feldieboli in occasione del momentaneo 1-1. Musumeci, palla per Gelvé, avanza Gelvé, il mancino, la deviazione, la parata di Marchesano. Chi dice di no al tentativo di Gelvé che ci ha provato dalla distanza, forse l'ha toccata a botta sul mancino, anzi no, alcuna deviazione, solo la respinta di Marchesano al suo secondo intervento in questa partita. Barbieri, Canal, ancora il 10, Gelvé, Musumeci, duella con Colletta, ancora Musumeci, intercetta Lolo Suazo solo in un primo momento, poi la sfera torna a Barbieri che ha avuto la prima grande occasione del match. Musumeci, bravo qui Colletta a rubare palla, Lolo Suazo ragiona e serve Botta che elude l'intervento di Barbieri e serve Titon sull'auto di sinistra, viene fermato dal Gelvé che riparte, occhio a Gelvé che ha un po' di spazio, rientra sulla sinistra, sempre Gelvé in possesso, calcia Marchesano a dire di no, poi Lolo Suazo respinge, la palla è ancora in campo con Barbieri ora in possesso. Musumeci fermato da Botta, non c'è fallo, riparte Colletta, calcia col sinistro, Tommaso Colletta, 2-0 per il Benevento. Al quarto minuto arriva il raddoppio di Colletta, transizione ancora perfetta della squadra di Centonze, gol numero 3 in campionato per Colletta che ha trafitto Dovara. Come possiamo rivedere questo 2 contro 1, Colletta si mette in proprio e fa bene perché riesce a trafiggere Dovara. Musumeci, André Ferreira, scucchia in avanti per Ronaldo, Cabarcas appena entrato, Ramon lo ferma, probabile gioco delle coppie, appena entrato Cabarcas, è entrato Ramon, vediamo se questa cosa sarà confermata poi durante l'arco della gara. André Ferreira sollecita Dovara, pressato da Shitao, occhio che Ronaldo è da solo, il cucchiaio, Ramon, salvataggio incredibile di Ramon, salvataggio miracoloso di Ramon in acrobazia, vediamo il tocco sotto splendido di Ronaldo e Ramon in acrobazia toglie la palla dalla porta. Abbiamo visto 2 giocate bellissime, quella di Ronaldo e poi quella di Ramon. Si resta sul 2-0, già il primo squillo del numero 3 che qui però si trascina la palla fuori. Lolo Suazo, Titon, fermato da Musumeci e quindi Lolo Suazo la gioca con Ramon, sempre Lolo Suazo. Uno, due, Lolo Suazo calcia dopo lo scambio con Titon, Benevento vicino al 3-0. Ci ha provato lo spagnolo, ci è arrivato male dopo lo scambio con Titon, non è riuscito a far girare il pallone verso la porta di Dovara. Già tante occasioni, 2 reti realizzate in questi primi 5 minuti di Benevento Manfredonia. Ferreira in avanti, Ronaldo anticipato, De Crescenzo non la tiene in campo, rimessa Manfredonia. Ronaldo non la tiene in campo, Ramon, Shitao, De Crescenzo, Ramon,
Shitao. De Crescenzo. Ramon. Shitao. Ramon in avanti. Calcio lungo per Titon. La palla arriva a Dovara. Ferreira in avanti. Si scontrano Ramon e Ronaldo, con Ronaldo che resta a terra dopo lo scontro con Ramon. Rivediamo, c'è stato questo contatto tra i due, resta a terra il numero 3. Non so se ha avuto un colpo al volto, si rialza. L'anno scorso Benevento e Manfredonia hanno dato vita a davvero un campionato bellissimo, con la vittoria del Benevento del campionato e poi quello del Manfredonia ai playoff. Lo Suazo che debuttò con la maglia del Benevento proprio contro il Manfredonia del 30 dicembre del 2023. Gara che terminò sull'11-4 per il Benevento, con il Manfredonia che però passò in vantaggio. Lo Suazo si presentò con 2 reti e 5 assist. Occhio, qui attenzione a Ronaldo sul fondo, che occasione per il Manfredonia con Ronaldo Cabarcas. Lancio di Marchesano per Shitao che non riesce a scivolare via, fermato da Murgo. Passaggio intercettato ora da Titon, la sfera arriva comunque a Ronaldo che però preferisce la rimessa laterale, già battuta. Alla fine se la ritrova Marchesano dopo uno scontro con Ferreira, non c'è nulla, però botta anche per Marchesano. 13:49 da giocare, 2-0 per il Benevento. Poco fa, rivediamo l'occasione per Ronaldo ad un passo, il Vitulano Dragstore Manfredonia dal 2-1. Shitao. De Crescenzo. Fallo di André Ferreira, fallo numero 2 per il Vitulano Dragstore in questo avvio di partita. Resta a terra il numero 6, 13:41 da giocare. Tanto De Crescenzo si è fatto male, lascia il campo, rientra Lolo Suazo. Problema alla gamba destra per il numero 6. Shitao, va da Titon. Fermato da Ferreira, ci ha provato a sterzare l'ex Cosenza. Lolo Suazo! La parata di Dovara sul tentativo di Shitao, che è sbucato alle spalle della retroguardia pugliese. Rivediamo. Prontezza di riflessi per Dovara, che già è stato chiamato agli straordinari come Marchesano. Lolo Suazo tenta la giocata, alla fine la perde, non c'è fallo. Riparte Pezzin che però si trascina la palla oltre la linea. Lolo Suazo, Ramon, Titon va via, occhio, Titon non sbaglia, davanti a Dovara, 3-0 per il Benevento. Al 7° minuto il gol di Titon Jefferson, che realizza la sua seconda rete con la maglia giallorossa. Rivediamo il replay, ha vinto il rimpallo con Ferreira, poi freddissimo davanti a Dovara per il tris della squadra di casa. Uscito anche dal campo Titon dopo il gol, è entrato Lorenzo Guerra. Ronaldo. Palla in avanti. Marchesano subito da Guerra.
Lolo Suazo in avanti per Guerra, colpo di testa fondamentale da parte di Murgo che ha letto il passaggio di Lolo Suazo, una giocata tipica del Benevento, questo lancio tagliato di Lolo per il movimento alle spalle di Guerra. Bravo Murgo a metterla in calcio d'angolo. Ramon alla battuta del corner, palla fuori per Shitao, la mette giù il numero 8, lotta, la tiene in campo e alla fine torna da Lolo Suazo. Shitao, Guerra, ancora Guerra che va via, cade, la tiene, allarga il gioco ma non c'è nessuno, rimessa laterale per il Manfredonia. 12:15 al termine del primo tempo, Benevento sul 3-0. Partenza sprint per gli uomini di Centonze. Intanto Murgo si complica un po' la vita sull'attacco di Shitao e quindi palla per Ramon. Lolo Suazo riesce a servire Guerra, passaggio però intercettato. Attenzione a Canal, Murato e Marchesano evita il corner. Corre Guerra 1 contro 1 con Musumeci, numero 22 in vantaggio, lascia scorrere per la rimessa dal fondo per Dovara. Rientra anche Botta al posto di Ramon. Murgo, Canal, Andre Ferreira con il mancino, la tiene in 2 tempi Marchesano e quindi Botta. Lolo Suazo, in orizzontale da Shitao, quindi Botta intercetta Canal, poi lotta con Lolo Suazo. Alla fine l'ultimo tocco dello spagnolo, credo sia una rimessa laterale in zona d'attacco per il Manfredonia. Palla fuori, Canal! Che gol di Canal! 3-1, gol numero 9 in campionato per Canal, che suona la carica per il Manfredonia. Rivediamo la sassata di Canal che ha sorpreso Marchesano. Il Manfredonia accorcia le distanze al 9° minuto con il suo campione. Lotta acquiscitato con Canal, alla fine Botta. Lolo Suazo in avanti per il movimento di Guerra che scivola via, calcia sul fondo. Subito l'occasione per il Benevento. Che bella partita stiamo vivendo qui alla Pala Tedeschi. Rivediamo il passaggio di Lolo Suazo per Guerra, palla che ha lambito il palo e terminata sul fondo. Poi il Musumeci qui non la tiene in campo. Tanto rientra Arvonio al posto di Shitao, pronto nuovamente anche Titon. Ancora per Guerra che ci prova sempre col mancino. Non ha inquadrato lo specchio della porta, sempre sul lancio di Lolo Suazo. Rimessa per Dovara. Canal, autore di un gol splendido poco fa, che ha rimesso in carreggiata la sua squadra. Rimessa per il Benevento, Botta. Lolo Suazo. Guerra. Arvonio. Botta, Lolo Suazo. Guerra. Lolo Suazo. In buca per Arvonio. Guerra non riesce a sgusciare via, poi Canal tenta di ripartire, alla fine la palla esce. La rimessa è per il Manfredonia. Gelvé pronto alla battuta. Canal, Barbieri, Musumeci. Si gira, calcia Murato. Riparte Arvonio. Sovrapposizione di Titon. La palla è per Guerra che si accentra.
Rimpallo che favorisce ancora Guerra, murato da Musumeci che poi resta a terra, si è fatto male Musumeci. Arbogno la gioca a botta, la mette fuori. Si è fatto male nello scontro con Guerra Musumeci. Problemi alla gamba destra per il giocatore della Manfredonia. Rivediamo lo scontro. Praticamente Guerra frana sulla gamba di Musumeci che però si è rialzato fortunatamente, nulla di grave. E Canal sta per restituire palla al Benevento proprio a Botta che l'aveva messa fuori. Stigliano appena entrato, Botta, Titon, Stigliano, Botta, Titon, spalle alla porta, fronteggiato da Barbieri, quindi Botta, Stigliano, Titon non ci arriva perché la palla è uscita, rimessa per il Manfredonia. 9:16 da giocare. Time out per Ceppi, vuole un po' riordinare le idee. Inizio con 3 reti al passivo, però il Manfredonia aveva avuto tante occasioni comunque di segnare. E poi la rete di Canal, indicazioni anche di Centonze, sicuramente soddisfatto di questo avvio della sua squadra. Probabilmente per la prima volta in stagione il tecnico partenopeo dispone dei 4 non formati in distinta. Stavamo dicendo che questo è il quinto incontro tra Benevento e Manfredonia che si sono affrontate nei 2 campionati di A2 nella stagione 22-23 e poi in A2 Elite nella scorsa stagione. Il bilancio ad ora pende per il Benevento con 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Non è la prima volta che si affrontano Ceppi e Centonze, a parte i precedenti della scorsa stagione. Intanto il destro di Musumeci. Si sono anche affrontati quando Centonze allenava il Real San Giuseppe e Ceppi l'Active Network nella stagione 2019-2020. Una partita clamorosa al Palacoscioni, decisa da un gol di Cimanghigno a 20 secondi dal termine. Era il dicembre del 2019. Esattamente 5 anni fa, campionato che poi fu interrotto per la diffusione del Covid-19. San Giuseppe che vinse quel campionato. Intanto Botta, Arbonio, lotta Botta con Musumeci, alla fine alla meglio Musumeci, rimessa per il Manfredonia. 8:31 da giocare. Sollecitato Dovara che avanza e serve Gelvé, fermato da Arbogno, la palla esce, l'ultimo tocco del giocatore del Benevento. Canal, André Ferreira, palla che passa, Musumeci, doppio passo di Musumeci fronteggiato da Arbonio che in estirata lo ferma. Credo sia corner per il Manfredonia. Ci prova Gelvé, palla deviata, Stigliano subito da Botta. La panchina del Manfredonia reclama un tocco con la mano. Dato Titon tenta di incunearsi, viene fermato. Alla fine la palla esce, la rimessa è per il Manfredonia.
Pezzin in avanti per Musumeci. Gelvé, Barbieri, Gelvé, Musumeci lascia Gelvé che calcia, murato da Titon, la palla esce, l'ultimo tocco è di Gelvé e quindi la rimessa è per Marchesano, che alla fine serve Stigliano. Poi botta Titon, botta in avanti per il movimento di Arbogno, passaggio lungo, rimessa per il Manfredonia. Ritmi che dopo un'intensità pazzesca ad inizio gara si sono calati un po'. Barbieri, Gelvé, Arbogno lo rimonta, Titon, Ramon, Titon, Pezzin lo rimonta e guadagna anche una rimessa perché l'ultimo tocco è stato di Titon, quindi rimessa per il Manfredonia. Entra in campo anche Marco Belloni col numero 20, sta per battere la rimessa laterale. Pezzin, Ferreira avanti, Ramon è in vantaggio ma sbaglia il controllo e quindi regala palla a Ronaldo che apre il destro. Alla fine serve Pezzin che non la tiene in campo, l'ex Lazio. Fintato il tiro Ronaldo per poi andare da Pezzin. Intanto rientra Colletta. Lolo Suazo, movimento di Colletta, la tiene Belloni che riesce a servire Pezzin, passaggio lungo. Lolo Suazo, gioco di gambe dello spagnolo che poi rientra sul destro, ancora Lolo Suazo, Pezzin lo rimonta e fa ripartire Ronaldo. Occhio al numero 3, la sterzata sul destro, Ronaldo, Marchesano in due tempi, alla fine esce bene Ramon. Colletta fa correre Lolo Suazo che vede Ramon che lascia Stigliano sul fondo. Una chance per il Benevento al 14esimo dopo la doppia parata, la respinta anzi di Marchesano su Ronaldo, ma c'è stato un tocco sul tentativo di Stigliano e quindi sarà calcio d'angolo per il Benevento. Quadrato, Marchesano, Lolo Suazo, palla fuori da Stigliano, Ramon, Colletta, Ramon, Stigliano, Ramon, Lolo Suazo, Ramon di prima, regala palla a Ronaldo, a spazio il numero 3 che calcia Marchesano in qualche modo, dice di no. Chance per Ronaldo ancora, Marchesano a rispondere presente, sempre Ronaldo, ora in area di rigore, cerca il movimento di Ferreira, riparte Ramon, occhio a Ramon che poi calcia col destro, alto, sopra la traversa. Stanno fioccando le occasioni da una parte e dall'altra. Rivediamo ora quella di Ramon, cost to cost di Ramon che poi ha calciato forte ma non preciso col destro e riparte il Manfredonia con Belloni. Pezzin, Belloni, Ferreira, palla per Musumeci che lotta con Ramon, l'ultimo tocco è di Musumeci, è uscito nuovamente Ronaldo, era appena entrato, forse qualche problema fisico, lo scopriremo più avanti. Ramon con l'esterno, Ramon per De Crescenzo che si è ristabilito, alla fine Belloni ruba palla e riparte. La palla passa, occhio che Ferreira ha spazio, palla sul secondo palo per il gol di Musumeci che fa 3-2, accorcia le distanze il Manfredonia sul -1 con la rete di Gaetano Musumeci sull'assist di Ferreira. Time out per Centonze, rivediamo con Ferreira che ha pescato Musumeci sul secondo palo e ha fatto 3-2.
5:18 da giocare. La rete di Musumeci. Stavamo dicendo, con le occasioni che fioccano da ambo le parti. Si riparte, 5:16 da giocare, 3-2. Poco fa la rete di Musumeci. Manfredonia che ha accorciato sul -1. Ramon. Marchesano, lancio lungo, palla per Dovara, che innesca subito Pezzin. Ha spazio il 21. Viene fermato l'ultimo tocco di Lolo Suazo, rimessa a Manfredonia. Belloni calcia sul fondo, ci ha provato il numero 20 ex Pistoia, Lolo Suazo. Si è capito con Colletta. Tanto esce Pezzin, rientra Canal. Ferreira avanti, Musumeci, per Musumeci che la gioca, galvanizzato dalla rete del 3-2. Canal, Belloni, ora Belloni, André Ferreira sbaglia qui, palla per Lolo Suazo. Ramon non riesce a giocarla, Colletta però rimonta e serve Lolo Suazo. De Crescenzo. Ramon fermato da Belloni in maniera legale secondo gli arbitri. E quindi Canal. Musumeci di prima, splendido per Belloni. Movimento di Ferreira, la tiene Marchesano, che serve De Crescenzo. Lolo Suazo. Colletta. De Crescenzo spalla la porta, cerca l'1-2 con Colletta. Alla fine la palla è preda di Musumeci. Canal. Belloni. Per la corsa di Canal, giocata qui di Canale che poi viene rimontato e ostacolato da Lolo Suazo. Marchesano fa ripartire lo spagnolo che cerca e trova Colletta, che tenta la giocata col braccio secondo l'arbitro. La toccata Musumeci, fallo numero 3 per il Manfredonia, non d'accordo l'autore del 3-2. Ramon, passaggio intercettato. Occhio a Musumeci che calcia ma addossa a Lolo Suazo. Palla fuori Gelvé. 1-2. La sterzata Musumeci, spalla alla porta, fermato da Lolo Suazo.
Ora per Musumeci che calcia col destro. Sbaglia qui Ramon che regala la palla a Musumeci. Marchesano in qualche modo. Gran parata del 22. Lancio di Dovara. Lotta Musumeci. Non c'è fallo di Ramon. Molto al limite questo intervento del numero 5. Rientra Botta al posto di Ramon. Lolo Suazo non riesce a far partire Shitao. Rimessa per il Manfredonia. 2:23 al termine del primo tempo. 3-2 qui al Pala Tedeschi. Canal, Barbieri, largo da Gelvé dalla parte opposta. André Ferreira e quindi Barbieri, fermato da Shitao. Rientra Titon al posto di Lolo Suazo, pronto a rientrare anche Nicola Arvonio. Scucchiata di André Ferreira per Canal con la volée. La toccata a Botta, calcio d'angolo. Manfredonia. Ultimi 121 secondi di questo gran bel primo tempo. Ancora Canal, sempre Botta. Altro calcio d'angolo però dalla parte opposta per il Manfredonia che resta lì in area di rigore nella metà campo del Benevento. Intercetta Titon, rimessa. Ci prova Canal! Altro gran gol di Mauro Canal. 3-3. Il pareggio della Manfredonia sull'assist di André Ferreira. E va in doppia cifra Canal. Rivediamo un'acrobazia di Canal pescato da André Ferreira. Palla che dà un bacetto al palo e si insacca. Tutto da rifare per il Benevento. Titon, Shitao, Arvonio, Shitao, Botta, Shitao, Botta, Titon, Botta, Arvonio, spalle la porta, alza la sfera, lotta Shitao che non la tiene in campo, la palla è uscita, rimessa per il Manfredonia. Botta e risposta tra il Benevento e il Manfredonia, prima i giallorossi avanti sul 3-0, poi la squadra ospite riagguanta la partita. Ora siamo sul 3-3. André Ferreira, Gelvé in avanti, passaggio lungo, Marchesano subito da Botta. Shitao, Arvonio, Shitao sbaglia l'appoggio per Titon, palla che si spegne fuori, rimessa laterale per l'ultimo giro di lancette di questo primo tempo. Colpo di testa di Arvonio che alleggerisce per Marchesano. Riparte Arvonio. Va via Arvonio che calcia col destro. Era stato anche smorzato da Ferreira. Dovara respinge. Lolo Suazo. Serve Arvonio. Titon. Va via Titon, murato da Murgo. Titon, palla fuori, Lolo Suazo, forte ma non preciso. Rientra Ronaldo al posto di Barbieri. Dovara. Gelvé alla ricerca di Ronaldo.
lotta con Shitao, alla fine la meglio il numero 3. I due si scontrano, il fallo è di Shitao, secondo l'arbitro, cartellino giallo al primo fallo del Benevento. Primo ammonito del match, Shitao a 17 secondi dal riposo entra sulla lista dei cattivi. Rivediamo il fallo del brasiliano. Calcio di punizione per il Manfredonia. Gelvé sbaglia, appoggio per Canal, rimessa per il Benevento. Va via ancora Titon che la tiene in campo, anzi no, la sfera è uscita. Rimessa per Dovara che lancia a lungo, lo Suazo legge e anticipa Ronaldo. Ancora lo Suazo, passaggio arretrato. Non c'è più tempo, si va al riposo sul 3-3 tra GG Timaware Benevento 5 e Vitulano Dragstore Manfredonia. Benevento che si era portato sul 3-0 nei primi 10 minuti della gara grazie alla reti di Lolo Suazo, Colletta e Titon. Poi la rimonta del Manfredonia con la doppietta di Canale intervallata dalla rete di Musumeci. Noi ci prendiamo una pausa, ci risentiamo tra poco per il secondo tempo di Benevento Manfredonia, sempre in diretta sul canale YouTube della divisione, sempre in diretta dal Palatedeschi.
Siamo nuovamente in diretta dal Pala Tedeschi per il secondo tempo di GGT Mower Benevento 5 Vitulano Drugstore Manfredonia. Si ripartirà dal 3-3 del primo tempo. Ripartono le ostilità. Benevento che aveva iniziato benissimo portandosi sulla 3-0, poi la grande rimonta della Manfredonia che ha azzerato di fatto il vantaggio della squadra di Centonzi. Intanto qui lotta Belloni con Colletta, ma alla fine arriva il fallo di Colletta sul numero 20. Calcio di punizione per il Manfredonia, primo fallo del Benevento in questa ripresa. André Ferreira, Belloni, ancora Ferreira, Ronaldo in avanti per il movimento di Canal, passaggio lungo, la fa sua Marchesano. Lolo Suazo, Colletta, Arbonio ci prova, palla che forse ha colpito il palo. Intanto Ramon, quando è Ferreira la meglio, la palla per Ronaldo, in anticipo Lolo Suazo, sfera nuovamente in possesso del Manfredonia con Belloni, Canal, Ronaldo, movimento di Belloni che ci arriva, calcia male sul fondo, chance potenziale per il Manfredonia con Belloni che ringrazia il compagno per il passaggio di ritorno. Intanto rivediamo l'occasione di Arbonio che ha colpito Dovara che poi ha spostato la porta col corpo. Arbonio, Ramon, Lolo Suazo, Arbonio di prima per Ramon, ancora Lolo Suazo, giocata, calcia col destro, se la ritrova lì Dovara che poi lancia lungo per Belloni con Ramon che alleggerisce per Marchesano che va al lancio lungo, colpo di testa di Ferreira, poi Ronaldo all'indietro da Dovara, la palla è per Belloni, fermato da Colletta in maniera regolare. Rimessa per il Manfredonia. Dovara, pressato da Arbonio, in qualche modo intercetta il passaggio dell'estremo difensore ex Meta Catania. La palla poi si spinta sul fondo. Lancio lungo, mette giù Ronaldo. Alla meglio Ramon, non c'è fallo, ancora Ramon. Rimasto a terra di nuovo Ronaldo, sempre nello scontro con Ramon. Andiamo a vedere cosa è successo. Braccio molto largo di Ramon su Ronaldo, è rimasto a terra. Rischiato qui Ramon. Ancora deve rialzarsi Ronaldo Cabarcas dopo lo scontro con Ramon. Ramon che dialoga con il primo arbitro Lacrimini. Durante Ronaldo che lascia il campo. Si riparte, Ramon,
Colletta, Ramon, Lolo Suazo, lancio lungo per Colletta che ci arriva, ma era un po' complicato, palla fuori. Dovara, Canal, Ferreira, proprio per il movimento di Canal che batte Marchesano sul primo palo, l'ha iniziata e l'ha conclusa. Mauro Canal si porta il pallone a casa, 4-3 per il Vitulano Dragstore Manfredonia, gol numero 11 come la sua maglia, come il suo numero di maglia. Rivediamo lo scambio con André Ferreira e Canal sorprende Marchesano sul primo palo. È stato ammonito qualche componente della panchina del Manfredonia, credo. Dopo andremo a scoprire chi è. E quindi al tramonto del quarto minuto del primo tempo, del secondo tempo, la Manfredonia completa la rimonta e si porta sul 4-3. Ramon, Colletta, non c'è fallo di Ferreira sull'Arbonio, rimessa laterale per la squadra pugliese. Dovara, lancio lungo, colpo di testa di Ramon, quindi lottano Arbonio e Ferreira, l'ultimo tocco è di Arbonio. Musumeci, Canal intercetta Lolo Suazo, rimessa per il Manfredonia che resta lì. Belloni, Musumeci, ancora per Belloni, palla per Canal, la tiene Marchesano. Ramon, Lolo Suazo, Colletta, Lolo Suazo, Shitao, anzi Ramon, scusate. Duella con Musumeci, poi torna da Marchesano che non la può giocare. Non si è fidato Marchesano. Ramon ha detto l'ha toccata Musumeci. Calcio d'angolo per il Manfredonia. 16 minuti al termine della gara. Manfredonia che poco fa ha trovato il 4-3 ancora con Mauro Canal, tripletta per lui. Palla al centro, occhio a Musumeci, calcia male questa volta. Titon, Lolo Suazo, Titon, calcia Lolo Suazo, trova un tocco, calcio d'angolo. Ramon, palla fuori, ci prova Lolo Suazo. Palla alta, c'è stato uno scontro tra Titon e Dovara, rimessa dal fondo per il Vitulano Dragstore. Ancora Canal, stavolta Lolo Suazo alla meglio, riparte lo spagnolo, Lolo Suazo murato da André Ferreira. Ramon, Titon non la tiene in campo, il numero 10
Palla in avanti per il gran gol di André Ferreira sull'assist di Murgo. Cosa si è inventato André Ferreira? 5-3 per il Manfredonia. Rivediamo la perla di André Ferreira. Gran gol di prima intenzione. Col tacco André Ferreira, gran gol del numero 16. Ottavo gol in stagione. 3-5 qui al Palatedeschi. Arbonio, botta, Arbonio, Titon, Lolo Suazo, esalta 2, poi rinviene Murgo, quello ferma. Palla al centro, mette fuori Pezzin. Titon, botta, Arbonio, Titon, fermato dall'altro numero 10, Barbieri. Shitao, botta, Lolo Suazo, poi Murgo ferma lo spagnolo, altra rimessa per il Benevento. Shitao, Titon, rimpallo che favorisce Pezzino, poi ritorna Titon, botta, Lolo Suazo per Shitao, scappa via il numero 8 che lascia Lolo Suazo, fermato ancora da Murgo. Titon, in buca, Shitao anticipato, la sfera torna a Marchesano. Shitao, botta, Lolo Suazo, botta, non si intende con Titon, rimessa per il Manfredonia, 13:52 da giocare. Attenzione ancora a Barbieri che si inserisce, lotta con Shitao, la palla esce, la rimessa è per il Benevento. Botta, anzi Lolo Suazo. Palla per Titon. Shitao ci prova, Murato. Lotta Gelvé con Titon. Palla messa fuori da Murgo e quindi Shitao. Botta. Titon. Si accentra e torna da Lolo Suazo. Giocata di Lolo Suazo che va via, poi cerca l'assist per Shitao, non calcia. Grande giocata dello spagnolo che è stato altruista, non è riuscito forse a trovare quello spazio giusto per calciare, ha cercato l'assist, ma Shitao era coperto. Intanto lancio in avanti di Gelvé, ora il Benevento sta cercando di tornare in partita. Lolo Suazo, fallo di Pezzin, primo fallo del Manfredonia.
Ci prova Lolo Suazo, murato dalla barriera, quindi Titon, ancora lo spagnolo. Titon, botta. Lolo Suazo. Shitao anticipato, Titon calcia, deviazione di Barbieri, corner per il Benevento. Lolo Suazo para per Titon, murato da Gelvé. Lolo Suazo, botta, Shitao. Titon, botta, Shitao. Palla che passa, ancora botta. Lolo Suazo calcia, ma sul fondo. Intanto rientra in campo Ronaldo, anche André Ferreira che ha davvero realizzato un gran gol. Occhio a Ronaldo che la mette al centro, non ci arriva per un soffio. André Ferreira. Titon. Lolo Suazo, Titon. Ancora Lolo Suazo! Gran gol di Lolo Suazo, doppietta per il numero 93 che fa 5-4. E rimette il Benevento sul -1. Rivediamo l'assist di Titon per il gran gol di Lolo Suazo che ha battuto Dovara. 4-5, partita incredibile qui al Palatedeschi. Murgo intercetta Lolo Suazo, ha spazio il 93, si mette in proprio l'assist per Shitao, murato da Gelvé. Ora ci sta credendo il Benevento, il Manfredonia è un po' in difficoltà in questo frangente di gioco dopo un grande inizio di ripresa. Lolo Suazo, deviazione di André Ferreira, palla che si impenna, calcio d'angolo. Shitao, Lolo Suazo, traversa e gol! Il gol di Lolo Suazo! Ancora lui, il mostro, con il numero 93. Le proteste di Dovara che dice la palla non è entrata. Tra poco lo rivedremo al replay. 5-5, Lolo Suazo in un amen. Rivediamo. Dobbiamo vedere bene perché qui si tratta di centimetri. Le proteste della Manfredonia, cartellino giallo per Musumeci per proteste, intanto time out per David Ceppi che vuole riorganizzare. Rivediamo. Dobbiamo avere un fermo immagine per poter capire realmente se la palla è entrata. La palla è entrata, la palla è entrata. La palla è entrata. La palla è entrata. (5-5) e quindi tripletta per Lolo Suazo. Time out per Ceppi che vuole riordinare le idee in casa Manfredonia dopo un grande inizio di ripresa con il team, con la sua squadra che aveva completato la rimonta con le reti del 4 e del 5-3, ma il Benevento trascinato da un giocatore che l'idolo della piazza è riuscito a riagguantare il Manfredonia. Una sfida incredibile tra Canale e Lolo Suazo. Tripletta per entrambi, 5-5, 11:32 da giocare. André Ferreira. Ci prova Canal, addosso a Ramon.
cartellino giallo per De Crescenzo. Per l'entrata su André Ferreira era stato concesso vantaggio. Rimessa laterale per il Manfredonia. Ammonito De Crescenzo. Sicuramente ammoniti Shitao, De Crescenzo e Musumeci, però in occasione del 4-3 del Manfredonia pare sia stato ammonito anche un giocatore in panchina, Ronaldo. Canal non si intende con Belloni. Ramon. Titon. De Crescenzo 1-2, scappa via De Crescenzo, poi torna da Shitao e quindi Ramon. Giocata su Ronaldo che lo ferma in maniera regolare. I due ancora a contatto. Rimessa per il Manfredonia, 10:41. Sbaglia qui Belloni. Ramon, Titon. Ramon, De Crescenzo, Ramon. De Crescenzo. Ramon. Palla che passa ma non ci arriva Titon. Dovara lascia scorrere. Stiamo per entrare nell'ultimo quarto di gara. 5-5 il punteggio. Ora il Benevento che ha riagguantato il Manfredonia. Partita davvero incredibile. Qui al Pala Tedeschi rischia qui André Ferreira che colpisce Titon, ma la palla esce. André Ferreira, Dovara. Lancio lungo, troppo lungo anche per Ronaldo. Shitao. Serve Ramon. Ramon. De Crescenzo. Rischia. Canal, Ronaldo per il tentativo di Belloni. Palla fuori. Rientra lo Suazo al posto di De Crescenzo. Titon si mette in proprio e corre, va via Titon che poi calcia, la tiene Dovara. Fa ripartire André Ferreira subito da Ronaldo, sovrapposizione di Canal, va via Ronaldo, doppio passo fermato da Shitao. Alla fine la tiene e fa partire Titon. Bellone in vantaggio e torna da Dovara, pressione di Titon, Dovara è costretto di fatto a metterla fuori. Shitao. Ramon. Rischia sull'attacco di Ronaldo, alla fine si trascina la palla fuori, rimessa per il Manfredonia. 9 minuti 4 secondi al termine della gara, rientra in campo Barbieri. Eccolo qui che ora gioca per Ronaldo. Ancora 1-2, va via Barbieri, la palla torna al numero 3 che lotta con Guerra. Sterzata di Ronaldo che gioca ancora Ronaldo. Marchesano risponde presente. Resta a terra Ronaldo. Ramon si ferma. Le proteste della panchina del Benevento, anche quelle del Manfredonia. Rivediamo lo scontro tra Guerra e Ronaldo. Per l'arbitro che era lì non c'è nulla.
Cartellino giallo per un componente della panchina del Benevento, Mignone, ammonito per proteste. Rivediamo sto scontro, sto incrocio tra Guerra e Ronaldo. Ronaldo resta a terra. Le proteste di entrambe le panchine, nel Benevento che non voleva mettere la palla fuori. Alla fine l'ha messa Ramon. Ovviamente è una partita molto importante in ottica salvezza. I punti in palio iniziano già a diventare pesanti, anche se stiamo al 20 di dicembre. Ci sono ancora ben 20 partite da giocare. Shitao. Lolo Suazo. Fermato da Barbieri. Quindi Ramon, passaggio complicato, la tiene Lolo Suazo, vuole far correre Guerra, la sfera arriva a Dovara che lascia scorrere per la rimessa dal fondo. Lancio in avanti, colpo di testa di Musumeci che era sfuggito alle spalle di Lolo Suazo, riparte lo spagnolo, è un 4 contro 3, la palla è per Ramon che torna da Lolo Suazo che non riesce a calciare, poi Dovara la fa sua. Lancia subito per il movimento dello stesso Musumeci, anzi di Barbieri. L'ultimo tocco è stato di Shitao. La rimessa è per il Manfredonia. 8 minuti al termine. Gelvé. Attenzione a Musumeci che sterza, la palla resta lì alla media. Shitao, riparte il Benevento, la palla è per Guerra, la sterzata Guerra, Dovara, poi Shitao sull'esterno della rete. Clamorosa occasione per il Benevento con Shitao. Sul tentativo di Guerra, la risposta di Dovara, ci ha provato il brasiliano in acrobazia. Dato l'effetto ottico del gol, perché il Palatedeschi si era alzato intanto il destro di Barbieri. Siamo già dalla parte opposta, calcio d'angolo per il Manfredonia. 7:27, rivediamo l'occasione, la sterzata di Guerra, la parata di Dovara, la palla arriva a Shitao che è riuscito a coordinarsi in condizioni precarie ma non ha fatto gol. Intanto la mette fuori Ramon, poi colpo di testa di Shitao, fallo da parte di Barbieri se non erro, fallo numero 2 per il Manfredonia. 7:23 da giocare. Lolo Suazo, Arbonio non riesce a servire Guerra. Palla che passa, occhio a Musumeci, poi rinviene Ramon che lo ferma. Palla fuori, Canal ci riprova, stavolta fuori. Lolo Suazo. Guerra. Lolo Suazo, scucchiaia per Arbonio. La mette giù e torna dallo spagnolo. Si è caricato letteralmente la squadra sulle spalle, ancora Lolo Suazo! La traversa, la palla resta lì, Arbonio non c'è nulla, si salva il Manfredonia ma la porta si è spostata, non si può giocare. Clamorosa ancora giocata di Lolo Suazo con la palla che ha danzato sulla traversa e poi sul palo, ma questa volta non è entrata. Rivediamo il tutto, la giocata, il tocco sotto e colpo di testa di Arbonio, palla che questa volta danza sulla linea blu ma non entra. C'è stato il colpo di testa di Arbonio. Rivediamo. Palla che è sbattuto sulla linea. Rimessa per il Benevento. Benevento ad un passo dal 6-5.
Titon torna a duellare con Gelvé, in buca per Arbonio, che però perde poi la sfera. Shitao subito da Lolo Suazo, che sbaglia questa volta il controllo. Rimessa per il Manfredonia. Musumeci lotta con Ramon, alla fine Lolo Suazo riesce, Titon evita il calcio d'angolo, la mette in rimessa laterale. 6 minuti 11 secondi al triplice fischio di una partita bellissima. Attenzione qui al destro di Barbieri, Murato sempre su queste rimesse laterali pericolose di André Ferreira. Musumeci sterza sul mancino, calcia Murato, ancora Musumeci, all'indietro serve Dovara, lancia lungo, attenzione al destro di Dovara che stava diventando un tiro, con Marchesano costretto alla parata. Riparte Titon a spazio il numero 10, rimontato da Musumeci, che senza badare allo spettacolo spazza via. Rivediamo il rilancio di Dovara che stava per beffare Marchesano, che l'ha messa in corner. La palla è per Arbonio, Dovara intercetta, Titon lascia scorrere. Ramon, Arbonio, Lolo Suazo non riesce questa volta a sterzare, riparte Musumeci, rimontato da Arbonio, però Musumeci ancora in possesso, la palla esce, rimessa a Benevento, 5:30. Ramon, Lolo Suazo, Arbonio, Ramon, corre Titon, 1 contro 1 con Pezzin, raddoppiato, riesce a servire Arbonio, intervento fondamentale di Pezzin perché Titon era in porta. Poi non si intendono Pezzin e André Ferreira, rimessa per il Benevento. Rientra in campo Shitao al posto di Arbonio. Mette fuori Gelvé, intercetta ancora Lolo Suazo, palla torna a Pezzin che carica il destro addosso a Ramon, rimessa per il Manfredonia. André Ferreira, palla per Pezzin che se la porta sul destro, lo apre alto sopra la traversa. Lolo Suazo duella con Musumeci. Shitao, ancora Lolo Suazo. Ramon, Lolo Suazo. La giocata calcia Murato, la palla arriva a Gelvé che viene fermato da Shitao e Lolo. L'ultimo tocco credo sia del 93 giallorosso, rimessa Manfredonia, 4:15. André Ferreira, Pezzin, Musumeci non aggancia e quindi Shitao. Ramon, Titon, Ramon sbaglia l'appoggio per Titon, attenzione a Pezzin che salta Lolo Suazo, poi calcia sul fondo, occasione per il 21. Questa palla persa da Ramon, ci ha provato Pezzin in caduta, non è riuscito ad inquadrare la porta. Botta, è entrata al posto di Ramon. Lolo Suazo, Titon, Botta, Lolo Suazo, stavolta sbaglia Musumeci. André Ferreira, Musumeci, Murgo,
Saggio, era buona l'idea di Murgo. Saggio corto per Pezzine che era sbucato alle spalle della retroguardia del Benevento. Titon. Scappa via Titon, ma la palla è uscita. Rimessa per il Manfredonia. André Ferreira. Ancora il 16, pressato da Scitao. Rimpallo che favorisce Pezzini, un 3 contro 2. Attenzione a Musumeci. Marchesano legge tutto e fa ripartire subito Lolo Suazo, che va l'1 contro 1 con Ferreira. Scivola Lolo Suazo, sterzata ancora Lolo, calcia sul fondo. Che occasione per il Benevento. Occhio che Ferreira si è fatto male. Il tentativo di fermare Lolo Suazo, è scivolato il numero 16. E a terra scivolando, credo abbia messo male la gamba sinistra André Ferreira sulla giocata di Lolo Suazo. Gamba destra, anzi. Si rialza. Non sta benissimo il numero 16. Cerca di comunque di lasciare il campo con le sue gambe. L'abbraccio con Lolo Suazo, scivolato sulla finta dello spagnolo. Prossima settimana, dopo le festività natalizie, il Benevento sarà ospite dell'Ital Service Pesaro. Manfredonia invece che ospiterà la Roma per l'ultimo impegno del 2024. Poi si tornerà in campo nel weekend del 9 e 10 gennaio, campionato che avrà una sosta per la Supercoppa italiana. Si giocherà al Pala Catania il 4 e il 5 gennaio. Intanto ci prova dalla distanza Murgo e spinge Marchesano. Titon, la sterzata del 10, corre Titon, rimonta Canal che serve Dovara che spazza via dalle parti di Marchesano, subito da Ramon. Lolo Suazo, va via Lolo Suazo sul fondo. Giocata dello spagnolo nell'1 contro 1. Murgo. Gelvé. Scitao intercetta ma non la tiene in campo. Rimessa Manfredonia. 2:13 da giocare. Gelvé ci prova. Marchesano respinge. Calcio d'angolo. Canal, colpo di testa di Lolo Suazo. Palla che è ancora in campo, poi si spegne fuori. Altra rimessa per il team di Ceppi. Murgo, Gelvé, movimento di Canal, attenzione a spazio Ronaldo. Addosso a Lolo Suazo, il sinistro del numero 3, resta lì però il Manfredonia.
Murgo, attaccato da Shitao, serve Dovara, pronto al lancio, che arriva. Marchesano l'ha toccata, in caduta credo, alla fine sarà calcio d'angolo per il Manfredonia. Riparte Lolo Suazo, salta Gelvei, ancora Lolo Suazo per Shitao che non ci arriva. Altra occasione per il Benevento, sempre targata Lolo Suazo, lancio in avanti di Dovara, non ci arriva Ronaldo. Giocata qui di Titon che salta Murgo, ancora Titon, alto, che occasione per il Benevento con Titon. Canal, Gelvei, corre Canal, non può giocarla credo Dovara. Gelvei, esce bene qui il numero 14, palla per Canal. Marchesano anticipa Ferreira che si è ripreso. Ultimo giro di lancette. Lolo Suazo calcia, colpisce Barbieri e poi Canal spazza sul tetto del palazzetto. Time out per Andrea Centonze. Mancano 47 secondi. Indicazioni dei due allenatori, una partita con sorpassi e controsorpassi. Prima il Benevento avanti 3-0, Manfredonia che nel primo tempo ristabilisce la parità e fa 3-3. Ad inizio ripresa succede la cosa inversa, Manfredonia che si porta sul +2, sul 3-5, il Benevento che riagguanta il Manfredonia. Sarà rimessa al laterale per il Benevento. Ramon, Lolo Suazo, Titon, Ramon, scivola Ramon, alla fine Arbogno alla meglio, a spazio il 17, la palla è per Lolo Suazo che tenta la giocata, calcia Murato, mancano 18 secondi, Ramon non trova il tocco di Barbieri. Murgo, Canal, lancio lungo, rimessa laterale, vediamo se c'è tempo per un'ultima sortita offensiva. Ramon, 10 secondi, palla per Arbonio, si inserisce Lolo Suazo, poi interviene Murgo, altra rimessa per il Benevento, mancano 5 secondi. Palla fuori, calcia Ramon, la parata di Dovara che dice di no, corner, ora mancano 3 secondi. La palla passa, Arbonio non riesce nel tap-in. Mancano 2 secondi, lancio di Dovara, palla per Marchesano, la partita finisce qui, è 5-5 tra GGT Moerra Benevento 5 e Vitulano Dragstore Manfredonia, un punto che smuove la classifica di entrambe le squadre, con il Manfredonia che sale a 9 punti e il Benevento a 5. Facciamo un veloce recap di una partita senza senso. Benevento che si porta
sul 3-0 di inizio gara con le reti di Lolo Suazo, di Colletta e Titon. Poi è arrivato il pareggio del Manfredonia con la doppietta di Canale intervallata dalla rete di Musumeci. Ad inizio ripresa il 3-4 ancora di Canale, il 3-5 di André Ferreira e poi il 4-5 e il 5-5 con la firma di Lolo Suazo. Finisce qui, secondo pareggio in casa per il Benevento. Noi ci salutiamo qui, vi auguriamo buon Natale, buon anno. Ci rivediamo nel 2025 per la prossima partita interna del GG Teamwear Benevento 5 e auguriamo a tutti anche buon weekend.